Continua l'emergenza idrica in città. Il sindaco Miccichè ha avviato provvedimenti urgenti per incrementare il flusso di acqua. Intanto continuano le proteste dei cittadini di Agrigento. Ai nostri microfoni la testimonianza di un abitante della via Cavalieri Magazzeni che non riceve acque da settimane, di Aldo Capitano di Insieme nel Sociale. Approvata dall'assessorato regionale al turismo il calendario degli eventi in Sicilia nel biennio 2024-2025. Importanti operazioni della Guardia di Finanza a Palermo e a Catania. A Realmonte continua con successo la rassegna culturale, i video di Pascal Schembri che racconta con una canzone i suoi 80 anni e l'amore per Realmonte. La squadra di pallavolo femminile dell'Aragona disputerà ufficialmente il campionato di Serie D. Le partite si giocheranno al Palanicosia di Agrigento per impraticabilità della palestra locale chiusa da 3 anni. Buongiorno, benvenuti con il nuovo appuntamento del nostro telegiornale TV Notizie di oggi mercoledì 28 agosto. Ad Agrigento, a fronte della perdurante crisi idrica, l'amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Miccichè, ha avviato una serie di interventi strategici per incrementare l'approvvigionamento idrico della città e delle zone vicine. Ad Agrigento, a fronte della perdurante crisi idrica, l'amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Miccichè, ha avviato una serie di interventi strategici per incrementare l'approvvigionamento idrico della città e delle zone vicine. Per garantire la distribuzione efficiente delle risorse idriche, il Comune, al lavoro con la Protezione Civile regionale e con AICA, per programmare interventi di manutenzione straordinaria sui punti più critici della rete idrica, dove si riscontrano perdite significative dovute alle infrastrutture ormai vecchie. Nel frattempo sono stati avviati sondaggi esplorativi e analisi dettagliate dei costi necessari per attivare ulteriori nuovi pozzi. Gli esiti saranno presentati alla cabina di regia responsabile dell'approvazione del progetto della concessione dei relativi fondi provenienti dalla Protezione Civile regionale. L'amministrazione comunale di Agrigento ribadisce il massimo impegno a risolvere le criticità legate all'approvvigionamento idrico, approntando le risorse disponibili per garantire ai cittadini un servizio adeguato e sostenibile. Il sindaco Miccichè ha spiegato con delle affermazioni dicendo: abbiamo avviato una campagna di ricerche idriche sul territorio per individuare nuove fonti di approvvigionamento. Sono stati già intercettati numerosi pozzi che potrebbero rappresentare una risorsa preziosa per la nostra comunità. L'obiettivo del Comune è quello di intervenire dove AICA non riesce con le proprie imprese, direttamente con altre aziende selezionate tramite gare d'appalto. Utilizzeremo, conclude il sindaco, i finanziamenti della Regione e della Protezione Civile per eseguire i lavori, concentrandoci sulle aree non coperte dal progetto di rifacimento della nuova rete idrica che inizierà a breve. E intanto continua l'esasperazione della gente, la mancanza di acqua che non arriva, e come il caso che sta succedendo nella zona di via Cavalieri Magazzeni, traversa via dei Fiumi, dove l'acqua è da 3 settimane che non viene erogata. Sentiamo in merito la testimonianza di un utente che ha telefonato alla nostra redazione, Claudia Mannarà. Ecco, Claudia Mannarà ci racconta la propria testimonianza, una testimonianza molto sofferta, dove nella zona dove abita è da diverse settimane che non arriva l'acqua. Ecco, Claudia, spiegaci un po' come si sta vivendo questo momento. Innanzitutto volevo dire che sono molto triste e amareggiata per tutto quello che stiamo vivendo come persona a livello umano. Purtroppo nella mia zona, non lo so perché, sono saltati 2 turni di acqua, quindi la prima settimana avevamo la cisterna, pensavamo vabbè la prossima viene. Alla seconda settimana purtroppo l'acqua non è venuta per la seconda volta, abbiamo tirato altri 2 giorni, ma poi il mercoledì scorso l'acqua c'è finita completamente. La zona, scusa, la zona, la ecco, zona è via Cavalieri Magazzeni.
io ho provato a chiamare alcuni trasportatori, ma praticamente è impossibile contattarli o comunque avere l'acqua in tempo utile se non si hanno le amicizie dovute. E niente, stiamo soffrendo, io come tanti facciamo avanti e indietro dalla fontana 2 volte al giorno, ora di pranzo che c'è meno gente e la sera ci ritroviamo. Parliamo della fontana di Bonamorone, no? Anche tu stamattina ci sei andata, ma cosa è successo? Io sono passata proprio adesso per andare a riempire le bottiglie, una cassetta di bottiglie che ci servono solamente per lavarci e lavare i piatti. La cosa che io sono molto preoccupata è che dicono che verrà domani, mi auguro che venga domani perché abbiamo tantissima roba da lavare. Se non arriva siamo veramente disperati. Non credo che sia giusto che dobbiamo pagare per forza l'autobot. Questo servizio dovrebbe essere gratuito e dovrebbe essere dato da loro stessi, anche se viene il servizio, non so, perché alcuni dicono che pagano delle cifre assurde, i prezzi sono aumentati notevolmente. Non credo che ci meritiamo questo come cittadini di Agrigento, che abbiamo amato la nostra città e amiamo la nostra città e ogni giorno lottiamo per vivere qui ad Agrigento. Grazie a tutti coloro che ascoltano e spero in un impegno istituzionale serio, così come hanno fatto lì il sindaco di Sciacca. Ho visto che si è impegnato a difesa dei propri cittadini con tutto il consiglio comunale. Mi auguro che anche la nostra amministrazione faccia qualcosa di forte per dare il bene a noi cittadini. Grazie di nuovo, spero che questo problema si risolva seriamente. Perché siamo stanchi e viene la vergogna per chi comunque ci viene a trovare da fuori. Io ho avuto degli amici che mi hanno detto, passando dalla via Santo Stefano, arrivare qui giù, mi hanno detto è una vergogna, ci sono delle strade che sono piene di spazzatura e quando mi dicono queste cose io che sono da cittadina mi viene la vergogna. Mi auguro che possiamo comunque migliorare la nostra città, visto che comunque l'anno prossimo sarà la città della cultura. E vediamo ora un video di Aldo Capitano di Insieme nel Sociale, sempre sull'emergenza idrica in città. Politici di destra, di centro, di sinistra, ma nessuno dice niente, nessuno si muove. Ancora l'emergenza idrica continua e non abbiamo notizie di come state procedendo. Intanto gli invasi sono tutti incretati perché da anni non vengono a essere puliti. Se arrivano le piogge, questi invasi si riempiranno, ma la capacità sarà inferiore perché non sono stati drenati, non sono stati puliti. Intervenite a pulire questi invasi in tutta la provincia di Agrigento, perché se no le piogge resteranno inutili per la prossima stagione estiva. E poi muovetemi, andate a Palermo da Schifani, portatelo a Roma, portatelo dalla von der Leyen. Abbiamo bisogno di un dissalatore energetico come quello di Dubai, che è un'ultima generazione con fotovoltaico. Mettete acqua nei tubi, raggiungete la portata nei tubi per fare arrivare l'acqua alle case dei cittadini agrigentini, e la portata poi, siccome i tubi sono antichi, provvederete dopo a ripararli. E non perdete tempo, non dormite, perché dormite dovete immediatamente dare risposte esaustive ai cittadini di Agrigento. Ricordatevi, il 60% non va a votare perché la politica ha perso credibilità e dobbiamo farla riacquistare. Se non diamo risposte perderete pure il 40% che acquisite per le vostre elezioni. Io vi auguro di risalire la china, perché la politica la dovete fare come l'avete fatta in passato, e credo che se siate spronati riuscirete a conquistare il restante 60% dei votanti che ha perso la fiducia. Vi auguro di un buon lavoro e la soluzione del caso. Ha approvato il calendario da parte della Regione Siciliana, assessorato al turismo, degli eventi di grande richiamo turistico come spettacoli, fiere,
rassegne musicali, teatrali, cinematografiche e gastronomiche, gare sportive e feste religiose. Nella nostra provincia gli eventi previsti sono la festa di San Calogero, il Carnevale di Sciacca, l'Inicon di Menfi, il Mandorlo in Fiore ad Agrigento, il Premio Letterario Tommasi di Lampedusa, il Festival del Gattopardo a Santa Margherita del Belice. Approvato il calendario degli eventi di grande richiamo da parte della Regione Siciliana per il biennio 2024-2025. Sono eventi di grande richiamo turistico come spettacoli, fiere, rassegne musicali, teatrali, cinematografiche e gastronomiche e ancora gare sportive, feste religiose. Queste appunto alcune delle tipologie degli appuntamenti previsti in Sicilia tra il 2024 e il 2025, inseriti nel calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico adottato dalla Regione Siciliana tramite il decreto firmato dall'assessore al turismo Elvira Amata. Il calendario ha finalità esclusivamente promozionali, comprende manifestazioni individuate in base al richiamo turistico ed è frutto dell'avviso rivolto ai vari enti pubblici di culto, teatrali, lirici, regionali, fondazioni, ONG, Onlus, associazioni cooperative senza fini di lucro di riconosciuta esperienza e capacità tecnico-finanziaria, organizzatori di iniziative sul territorio regionale di comprovato valore di intrattenimento turistico. Ogni ente ha così potuto presentare una sola iniziativa. Sono stati presi in esame varie iniziative, tra cui la valorizzazione nel contesto culturale delle tradizioni popolari, dell'enogastronomia, iniziative sportive di richiamo, quelle legate ad attività all'aria aperta, alla promozione dei borghi turistici e rurali. Nella valutazione si è tenuto conto della solidità dell'ente, della capacità di attrazione, della manifestazione, della vocazione turistica del territorio, della sua accessibilità, della presenza nella zona di strutture ricettive e servizi. Per la nostra provincia, fra i vari eventi previsti nel calendario, la festa di San Calogero, il Carnevale di Sciacca, l'Inicon di Menfi, il Mandorlo in Fiore, il Premio Letterario Tommasi di Lampedusa, Festival del Gattopardo che si tiene a Santa Margherita del Belice. Assessore Deborah Ciaccio del Comune di Santa Margherita del Belice, ecco, il vostro festival, il Festival del Gattopardo, è stato inserito tra le manifestazioni culturali della Regione Siciliana per l'anno 24-25. Sì, con grande soddisfazione abbiamo ricevuto questa notizia. Proprio l'anno scorso, nel 2023, quando ero presidente in carica, ho presentato questa istanza alla Regione Siciliana e abbiamo ottenuto questo riconoscimento appunto per il 2024-2025 e per noi è veramente motivo di orgoglio. Ecco, che richiamo culturale e turistico ha questa manifestazione? Ricordiamo che qualche giorno fa, ai primi di agosto, si è svolta l'edizione di quest'anno. Esatto, il Festival del Gattopardo è una vetrina molto importante per appunto come turismo culturale. Consideri che appunto nel Premio Letterario Internazionale Tommasi di Lampedusa sono passati tantissimi scrittori, tra cui premi Nobel, quindi è una vetrina veramente importante che attrae turisti da tutte le parti del mondo. E si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso del primo interrogatorio il comandante James Schofield, capitano del veliero britannico Bayasan, protagonista del tragico naufragio al largo di Ponticello in provincia di Palermo che è costato la vita a 7 persone. Abbiamo sentito la testimonianza dell'avvocato. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso del primo interrogatorio il comandante James Schofield, capitano del veliero britannico Bayasan, protagonista del tragico naufragio al largo di Porticello in provincia di Palermo, costato la vita a 7 persone. Il capitano ha ricevuto l'avviso di garanzia nelle scorse ore ed è formalmente indagato come atto dovuto per naufragio e omicidio plurimo colposo e non si esclude che presto possano esservi altri indagati. La Procura di Termini Imerese sta valutando la posizione di altri membri dell'equipaggio. Il capitano 51enne non si è avvalso della facoltà di non rispondere.
davanti ai pubblici ministeri della Procura di Termini Imerese. L'interrogatorio è iniziato alle ore 15 ed è terminato dopo che i PM hanno letto i capi di imputazione al comandante della barca a vela affondata lo scorso 19 agosto. Nel naufragio hanno perso la vita 7 persone, il magnate Mike Lynch, la figlia Anna, l'avvocato Chris Morvillo insieme alla moglie Nada, il presidente della Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, la moglie Judith e il cuoco di bordo, Recaldo Thomas. Intanto sentiamo il commento dell'avvocato Aldo Mordiglia dopo l'incatone del capitano Coolfield. Buonasera avvocato. Avvocato, si è avvalso? Qualche dichiarazione? Allora, brevissimamente quello che possiamo dire è che il comandante si è avvalso della facoltà di non rispondere e che ovviamente ciò è dettato da due fondamentali ragioni. Uno, che come è agevole comprendere è davvero provato. Seconda ragione, che noi siamo stati nominati ieri e per articolare una linea difensiva compiuta, completa e corretta abbiamo bisogno di acquisire una serie di dati di cui allo Stato non disponiamo. Non possiamo dire altro. Sono previsti altri interrogatori? Vi saluto, grazie e buon lavoro. Scusate, stia attento. Grazie. Avvocato, ci può dire soltanto una cosa? Se ci sono altri indagati, se... Non lo so. Non sapete se è stato notificato? Occhio di C'è l'acqua. Hai fatto bene, c'è tutto. Ma che fa? Due importanti operazioni sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Palermo e di Catania. Quella di Palermo riguarda la sicurezza dei prodotti sequestrati, oltre 160.000 prodotti privi del marchio, non conformi agli standard europei, sequestrando ben 163.828 articoli di vario genere in un esercizio commerciale di Campofelice di Roccella. I prodotti erano privi del marchio CE, necessario ad attestare la conformità di legge previsti dall'Unione Europea, mentre a Catania i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di una società a responsabilità limitata operante nel commercio al dettaglio di carni mediante svariati punti vendita della provincia etnea, che ha permesso di constatare redditi sottratti alla tassazione ai fini delle imposte dirette per circa 7 milioni di euro, costi indeducibili per 700.000 euro, nonché un'IVA e un'IRAP evasa rispettivamente per 1,3 milioni di euro e 300.000 euro. E la truffa del finto carabiniere arriva anche a Favara. Un'anziana signora è stata raggirata con l'ormai consolidato metodo e ha consegnato a un uomo quasi 5.000 euro in contanti. La donna poco prima ha ricevuto una chiamata da un finto appartenente all'Arma dei Carabinieri che le spiegava che il figlio era stato arrestato dopo un incidente stradale. Presa dal panico, la signora ha così accettato di consegnare il denaro. Per risolvere la situazione, un giovane si è presentato alla sua porta ritirando la somma. Soltanto dopo l'anziana ha capito di essere stata truffata e così ha chiamato i veri carabinieri denunciando l'accaduto. Il GIP del Tribunale di Agrigento, Jacopo Mazzulla, ha convalidato l'arresto di Francesco Russo, 29 anni, commerciante, accusato del tentato omicidio del 24enne avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Ioppolo Giancaccio. Il giudice ha disposto nei confronti dell'indagato, difeso agli avvocati Santo Lucia e Leonardo Marino, la misura cautelare dei domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. Il 29enne lascia così il carcere di Agrigento dopo 3 giorni, accolta dunque la richiesta del sostituto procuratore Gaspare Bentivegna che coordina le indagini. Russo, ricordiamo, è accusato del tentato omicidio e porto abusivo di arma. L'indagato nella notte tra sabato e domenica ha esploso un colpo di pistola calibro 44 all'indirizzo di Alaimo, 23 anni. La vittima è stata colpita sotto la clavicola, subendo la lesione di un polmone e del midollo spinale. È stato un conoscente a soccorrerlo e portarlo nella guardia medica prima del trasferimento all'ospedale di Agrigento e poi al Villa Sofia di Palermo.
presentato a Realmonte sotto l'onda del destino del giovane scrittore Santino Di Mauro, un intreccio tra mare, sentimento e luoghi del cuore. Le interviste. Esprimo la mia enorme soddisfazione per questa serata meravigliosa all'insegna della cultura con un ospite che è un ragazzo bravissimo, Santino Di Mauro, che ha presentato il suo libro. Che dire, io da primo cittadino che ha ideato Memoria è patrimonio, laddove la memoria è appunto patrimonio e verbo, e vuole promuovere un territorio, quello di Realmonte, attraverso l'identità. Io ribadisco, sono molto soddisfatta perché questa è la Realmonte che vogliamo, una Realmonte bella, piena di speranza attraverso questi ragazzi giovani che sono bravi e con tantissimo talento. Nella città della Scala dei Turchi, emblema di una Sicilia bella, pulita, volano di crescita di questo territorio, della provincia di Agrigento, con tante belle teste, e quindi promuoveremo sempre la cultura, faremo in modo che ci sia sempre più libertà di pensiero e quindi sempre più consapevolezza nei ragazzi giovani, in modo, insomma, e chiudo, che veramente la loro vita diventi un capolavoro, esattamente come diceva Papa Giovanni Paolo II ai giovani. Allora, in questo romanzo ho cercato di rappresentare quei sentimenti, emozioni, gioie e preoccupazioni che nella vita, in un modo o nell'altro, ci accomunano tutti. Attraverso le vicende dei protagonisti ho cercato di mettere in evidenza quelli che reputo i valori fondamentali della vita, che sono la famiglia, l'amicizia, l'amore, e amore inteso non soltanto come sentimento verso un'altra persona, ma anche come amore vero e proprio per la vita stessa. Poi ho anche cercato di improntare la narrazione sul sentimento della speranza, quella speranza che nella vita, nonostante gli spiacevoli eventi che possiamo incontrare, non dovrebbe mai essere persa, poiché essa rappresenta proprio la forza che ci spinge di proseguire e ci permette di aprire nuovi capitoli della nostra esistenza, nonostante si possano chiudere pagine importanti del libro della nostra vita. Memoria e Patrimonio celebra la presentazione del libro di un giovane della nostra comunità di Realmonte, Santino Di Mauro, Sotto l'onda del destino, un romanzo ricco, tanti spunti di riflessione, un invito alla lettura e un invito anche alla valorizzazione dei giovani della nostra comunità. Un grazie al sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, chiaramente puntiamo con Memoria e Patrimonio nella valorizzazione delle eccellenze di Realmonte. Appuntamento giorno 30 di agosto per l'ultimo momento con la presentazione del libro Piersanti Mattarella, un politico cristiano, a cura dell'avvocato Giovanni Tesè. E dai lavori per il futuro ponte di Messina serve anche un dissalatore per fronteggiare la grave crisi idrica. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Presidente, riprendono le attività della Commissione Ponte di Palazzo Zanca, la discussione prosegue anche relativamente alle opere compensative e c'è questa ipotesi che sembrerebbe molto più concreta e se ne discuterà nei prossimi giorni, delle risorse idriche che potrebbero arrivare con i lavori del ponte, in particolare la realizzazione dei dissalatori. Partiamo dalla proposta già fatta dall'AMAM, ma soprattutto dall'impegno ufficiale preso dalla società dello Stretto di creare fonti alternativi quali il dissalatore e il pozzo, ma noi caldeggiamo più l'idea del dissalatore, anche perché la Wilwood è un leader mondiale, nella costruzione di dissalatori e potrebbe risolvere i problemi della città sia durante i lavori e anche successivamente, perché il dissalatore resterebbe al comune di Messina in gestione. Ecco, c'è questo aspetto da focalizzare, l'acqua che servirà per la gestione dei cantieri, e quindi lei sta dicendo si potrebbe fare l'uno e l'altro, lasciando poi alla città un'opera che potrebbe contribuire a risolvere i problemi di crisi idrica. Sì, perché questa è l'idea più importante, perché in fondo quando io ho parlato con il direttore del progetto ha detto che loro non avevano nessun problema per l'acqua per i cantieri, perché la possono acquistare, ma in ogni caso poteva arrivare con navi cisterne direttamente presso i cantieri senza prendere acqua al comune di Messina, ma una soluzione voluta da tutti i consiglieri che dia pure acqua alla città
è una soluzione importante perché il dissalatore verrebbe costruito a spese interamente appunto della società della Stretto, della Wilwood. Questi sono rapporti interni fra loro e sono milioni di euro. C'è stata anche una proposta interessante che mi è stata fatta dal consigliere Rinaldo, che in conseguenza del disimpegno della Regione sulla Sanderson potrebbe essere proprio la parte finale della Sanderson la sede ideale per un dissalatore di grande portata che dia acqua alla città, ai cantieri e risolva per sempre i problemi idrici della città. I tempi devono essere veloci perché devono essere in linea con l'apertura dei cantieri. Al massimo, mentre la costruzione, la Wilwood potrà avere acqua tramite le navi cisterne, però dovrà realizzarlo perché entro i 6 anni questa acqua sarà assolutamente necessaria. Questo è un tema che abbiamo anticipato perché lo vogliamo risolvere subito, perché vorremmo noi che già il prossimo anno, se c'è la possibilità di fare questo dissalatore in tempo breve, si facesse. Il Polo Universitario di Trapani avrà il suo corso di laurea triennale in scienze gastronomiche. Sentiamo in merito il presidente Giuseppe Orlando della CNA di Trapani. Non è stato un percorso difficile, quasi tutto inaspettato, una idea che abbiamo avuto come CNA provinciale di Trapani, provare a sviluppare un progetto nuovo che permetta intanto ai nostri giovani di non uscire dalla Sicilia per esperienze diverse. Un'analisi della CNA nazionale che su 3 allievi 2 vanno sempre a studiare fuori dalla Sicilia e cercano un'occupazione fuori dalla Sicilia, quando noi invece abbiamo un territorio che oggi sta puntando molto nel settore dell'agroalimentare, nel settore dell'enogastronomia. Ci è sembrato opportuno proporre questa cosa all'Università di Palermo, abbiamo trovato subito disponibilità da parte del coordinatore del corso, il professore Scroi, da parte del direttore del corso, così come anche da parte del magnifico rettore, fare in modo che chi si iscriva a questo percorso di laurea possa contestualmente al periodo di studio poter eseguire un percorso di formazione vera e propria all'interno delle aziende che operano nel settore. L'anno scorso a Palermo ci sono stati 140 iscritti in questa sezione di percorso di laurea che venivano da più parti della Sicilia e perché no anche dal nord Italia. Si creano sbocchi occupazionali che sono interessantissimi sia nel pubblico ma in particolare nel privato. Trapani ha la sua sede, il comune di Trapani, la dottoressa Rosalia D'Alè, assessore al ramo, ha messo a disposizione immediatamente locali, così come noi abbiamo messo a disposizione le aziende che ospiteranno in tirocinio formativo gli allievi. Hanno dato una disponibilità ad una futura assunzione. Abbiamo creato questa catena, la scuola e il mondo lavorativo, il mondo imprenditoriale. Se noi puntiamo al settore turistico, alberghiero e della ristorazione, dell'agroalimentare, noi abbiamo degli sbocchi occupazionali che sono impressionanti. Qui noi abbiamo possibilità e opportunità importanti. Ci scordiamo poi di quelle che sono effettivamente le maestranze che servono all'interno delle imprese. Pensiamo un attimino a quelli che sono gli hotel, che hanno all'interno le aree di ristorazione.
Già c'è l'apertura delle iscrizioni già dal 1° di agosto. Organizzeremo un open day, andremo a presentare il progetto, diciamo, di studio all'Università di Palermo, che presenterà il progetto a Taormina. Laurea che, ripeto, è eccellente, ma nello stesso tempo ci saranno gli imprenditori che sono, diciamo, disponibili a dare questa collaborazione importante all'università. Significa occupazione, significa business. Trapani è stata la città scelta non solo dall'università ma anche da noi. Ovviamente questo personale poi sarà diramato in tutta la provincia rispetto a quelle che sono le adesioni delle imprese che abbiamo avuto. Ai giovani dico: abbandonare questa terra semplicemente per andare a studiare in altri luoghi al nord Italia, quando qui ci sono delle specializzazioni che possono dare subito lustro, lavoro, occupazione, certezza e garanzia per il futuro, non ha senso. Si parla di una organizzazione che non fa altro che riportare quello che è l'esigenza, il fabbisogno di un settore, e attraverso appunto la collaborazione importantissima con l'università stiamo cercando di risolvere questo problema a un comparto, ma nello stesso tempo a chi vuole lavorare nella nostra Sicilia. Linea alla regia per la pubblicità. E lo scrittore italo-francese Pascal Schembri, alla soglia dei suoi 80 anni, racconta con una canzone da lui scritta e cantata alcuni passaggi della sua vita: l'amore per Realmonte e la moglie Dina Russiello, prematuramente scomparsa. Vediamo il video. Lo scrittore italo-francese Pascal Schembri, alla soglia dei suoi 80 anni, racconta con una canzone dallo stesso scritta e cantata alcuni passaggi della sua vita e per il suo infinito amore per la città di Realmonte, la Scala dei Turchi, i suoi libri e la moglie Dina Russiello, prematuramente scomparsa. Arrivare a 80 anni come nuovo, quasi 100 sulle spalle di quest'uomo, nato da un'isola che mai non si abbandona, per quasi un secolo in cerca della volta buona, una volta buona che sempre sfugge, mentre il cuore batte di buon ritmo e rugge. Regge l'esperienza e ne fa tesoro, sempre in pericolo a 80 anni come nuovo. La casa del libro lo aspetta al suo paese, nella piazza a terrazza sopra il mare, sulla scogliera dei turchi e delle imprese, dove da giovane scoprì l'amore. Dove d'estate poeti e romanzieri sono premiati con il sole in fronte, e lui rimescola le carte dei pensieri tra Parigi e Roma, il mondo e Realmonte. L'epoca è fluida, fluida è la vita. Quest'uomo sogna ancora una donna, un amante, un'amica. L'epoca è torrida come era allora. Sono 80 anni sulle spalle di quest'uomo, e quest'uomo sogna ancora. La casa del libro lo aspetta al suo paese, nella piazza a terrazza sopra il mare, sulla scogliera dei turchi e delle imprese, dove da giovane scoprì l'amore, e dei miei libri che resteranno vivi quando quest'uomo avrà chiuso gli occhi, che sono tutti miei figli adottivi,
saranno loro i giorni delle lunghe notti. Qualcuno dice che amo ancora mia moglie, come se fosse la mia nuova fidanzata. Forse ha ragione perché sa che non si sceglie qual è l'amore che durerà una vita. E dietro a lei che volata su nel cielo ho visto crescere mio figlio e mia nipote. E allora penso, quando mi sento solo, che sono un uomo ricco con le tasche vuote. La casa del libro lo aspetta il suo paese, nella piazza a terrazza sopra il mare, sulla scogliera dei turchi e delle imprese, dove da giovane scoprì l'amore, e dei miei libri che resteranno vivi quando quest'uomo avrà chiuso gli occhi, che sono tutti miei figli adottivi. Saranno loro i giorni delle lunghe notti, saranno loro i giorni delle lunghe notti. A Raccuia, in provincia di Messina, i sapori di Sicilia, cibo, musica e divertimento. Presente anche Emanuela Aureli, imitatrice. In tutti i mari del sud non si può tagliare la barba per questioni di look. Anita dice Beppe quando... Dagli arancini ai fritti alle nocciole, dai gelati ai cannoli fino alle vastedde, i panini con la salsiccia, le braciole e il prelibato suino nero dei Nebrodi. Questo e tanto altro il 22 e 23 agosto a Raccuia, nella splendida cornice del Borgo Nebroideo, che ha ospitato Sapori di Sicilia. L'evento che ha messo tutti d'accordo tra gusto, musica dal vivo e visite guidate per il paese. All'interno dei percorsi enogastronomici erano presenti diverse attività che hanno proposto varie specialità: tagliere di salumi e formaggi dai Nebrodi, hamburger di suino nero, arancini, cannoli, il coppo di totani fritti, la patata twister, panino con mortadella e pasta alla norma, sangria e le braciole messinesi, gli sfiziosi involtini di carne, molliche e formaggio. Non sono mancate tante altre specialità, tra cui la birra artigianale. Durante le 2 giornate, oltre a poter gustare i prodotti tipici siciliani, anche tanta buona musica dal vivo. Durante le 2 serate è stato possibile passeggiare per le vie del paese, visitare le chiese, il castello Branciforti e la Pinacoteca. Con il primo cittadino di Raccuia, Ivan Martella. 2 giorni, Sapori di Sicilia, siamo alla serata finale, sindaco. Il paese è pieno, tantissima gente, questa manifestazione riproposta per il 2° anno funziona benissimo. Sì, l'evento Sapori di Sicilia che abbiamo già organizzato per la prima volta lo scorso anno, un grande successo, l'edizione del 2023, abbiamo deciso di riproporla quest'anno, un altro grande successo, 2 serate di enogastronomia, street food, prodotti tipici locali, tanta buona musica, i percorsi culturali nel nostro centro storico e al castello Branciforti, e poi questa sera impreziosito dalla presenza di Dado, la sua comicità travolgente direttamente da Zeli. Allora, un modo per fare turismo, per portare economia all'interno di un paese, ne abbiamo parlato tante volte. Guardavo che ci sono tanti stand di attività commerciali di Raccuia, quindi il paese risponde. Il paese risponde, ormai sono quasi 4 anni che puntiamo molto su questo tipo di iniziative, associare i prodotti della nostra terra, le attività commerciali, le nostre bellezze culturali, artistiche e architettoniche, un mix vincente. Oggi i nostri stand sono pieni di tanti turisti e visitatori che possono assaggiare dei prodotti che vengono direttamente dalla filiera locale, anche acquistarli, e riusciamo ad unire insieme 2 cose importanti: il sostegno alle nostre attività economiche e la promozione del territorio e del nostro borgo. Per chiudere l'estate, cosa c'è fino a settembre, possiamo dire? Siamo all'evento clou del mese di agosto, abbiamo ancora tantissime altre iniziative.
a settembre molte importantissime. Iniziamo l'8 settembre con la 6ª edizione della Festa della Nocciola, il nostro prodotto tipico delle culture della nostra comunità. Il 15 di settembre, domenica 15 settembre, un appuntamento da non perdere nel Borgo Antico di Racuja con la seconda edizione della rievocazione storica, che è entrata nel novero delle rievocazioni che hanno ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura. E infine la nostra festa patronale il 20 e il 21 settembre, il 21 settembre lo spettacolo conclusivo con la presenza del grande Fausto Leali. E passiamo alle notizie sportive. La Mediterranea Serramenti Pallavolo disputerà ufficialmente il campionato di Serie D femminile. A capo dello staff Francesca Cusumano, alla guida tecnica Francesca Scollo e Carina Grotte. La squadra giocherà le partite al Palasport Nicosia di Agrigento, considerando che la palestra di Aragona è chiusa da 3 anni. La squadra, guidata dal Nino Di Giacomo, da sempre impegnato nella pallavolo femminile e servizio. La Mediterranea Serramenti Pallavolo di Aragona in Serie D annuncia che disputerà ufficialmente il campionato nella prossima stagione. Questo traguardo, fortemente voluto dalla società, rappresenta un passo fondamentale per la crescita delle nostre giovani atlete che lo scorso anno hanno mostrato il loro talento arrivando fino alla finale Under 14. Questo quanto scritto in un comunicato stampa della dirigenza della società. Sarà con noi la straordinaria Francesca Cusumano che farà da chioccia alle nostre giovani promesse, affiancandole con l'esperienza e la leadership. Nei prossimi giorni vi sveleremo i nomi delle ragazze che rinforzeranno la formazione di Aragona, creando un mix perfetto di freschezza e maturità. Alla guida tecnica ci saranno Francesca Scollo e Carina Gotte, ormai cittadine di Aragona, pronte a portare la squadra a nuovi successi. Purtroppo, afferma la nota stampa, dobbiamo segnalare una nota dolente. I lavori per la palestra di Aragona sono fermi da oltre 3 anni, il che ci costringe a giocare al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento, una situazione per i dirigenti della squadra che consideriamo inaccettabile e che richiede l'attenzione delle autorità competenti, ma nonostante ciò siamo pronti a lottare e a dare il massimo dentro e fuori del campo. Questo quanto affermato dai dirigenti della Mediterranea Serramenti Pallavolo Aragona, che esordirà nel prossimo campionato nella Serie D. Bene, questo è tutto per l'edizione odierna del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che i programmi TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle ore 9. Ovviamente tutti i servizi prodotti dalla nostra emittente vengono caricati sul nostro canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.